Perché qui non sia stato invitato per una particolare militanza civile o politica, in un contesto come questo, che ha espresso legittime e orgogliose rivendicazioni indipendentiste, io devo, proprio come dovere di coscienza, come io ho aperto, dichiarare il mio italianismo, naturalmente democratico, di rimando mazziniano comunalista e cataneano federalista, così come in Sardegna fu vissuto in queste due anime da uomini come Giorgio Sproni e Giovanni Statueri. L'italianismo di vocazione universalista, democratico universalista, che risponde anche a nomi come quello di Efisio Tola, fucilato trentenne perché militante della Giovane Italia, e di Goffredo Mameli, ucciso 21enne dai francesi alle arti del Papa Re, nella difesa lui ovviamente della Repubblica Romana. Dunque, i 1000 giorni della guerra di Spagna si iscrivono in un ciclo storico, 10 anni, che va dal crollo, dalla crisi economica simboleggiata nell'immaginario collettivo, dal crollo di Wall Street, all'invasione tedesca della Polonia, che introduce la seconda guerra mondiale. Riguardo all'Italia, essi coincidono con il periodo più alto del cosiddetto consenso popolare al fascismo, favorito prima dalla conciliazione con la Chiesa e poi dall'eco delle campagne coloniali africane e dalla reazione alle sanzioni decretate contro l'Italia dalla Società delle Nazioni, proprio per l'invasione dell'Etiopia. È possibile meglio inquadrare le vicende degli usi che precedono e accompagnano la guerra civile spagnola focalizzando l'osservazione secondo il continente, partendo dall'America e attraverso il mondo, arrivando all'Europa e alla Spagna. L'economia statunitense aveva brillantemente goduto delle chance della guerra 14-18. Tali opportunità si incrementarono nel decennio seguito alla fine del conflitto, quindi lungo tutti gli anni 20, per il sostegno offerto con massicci investimenti ed esportazioni alla ricostruzione europea, un po' come avvenne anche nel secondo dopoguerra, dato che era stato il vecchio continente l'epicentro bellico con quasi 40 milioni di vittime e il salasso delle finanze pubbliche. Tale slancio avvenne in costanza dei governi repubblicani, laddove per repubblicani in America si intende di destra. Gli effetti del loro iperliberismo si materializzarono nella simultanea esplosione di tutte le contraddizioni socio-economiche degli Stati Uniti e di un certo capitalismo sfrenato americano. Crebbero le diseguaglianze tra le classi e i territori, fra poli urbani e zone rurali. La saturazione del mercato produsse una crisi ad espansione federale, continentale e intercontinentale. Le banche pretesero il rientro rapido delle esposizioni creditizie in capo a contropartite immobilizzate e iniziò così l'effetto domino dei fallimenti. In borsa il crollo dei titoli, il corso dei titoli annientò gli investimenti finanziari. L'impoverimento delle famiglie, che è la cosa che più conta, fu l'altra faccia delle crisi aziendali. Nell'arco di 3-4 anni restarono senza occupazione 12 milioni di lavoratori, circa 40.000 furono le imprese che dovettero chiudere e 5.000 le banche divenute insolventi. La vittoria elettorale di Franklin Delano Roosevelt mise le premesse per la ripresa attraverso l'applicazione del principio keynesiano del deficit spending, gravando le casse pubbliche per finanziare grandi infrastrutture o sovvenzionare la piccola e media proprietà agricola. Si sostenne il riavvio del ciclo con la ripresa occupativa e dei redditi delle famiglie, il che rilanciò la domanda, cioè i consumi, e verso la produzione e gli investimenti privati delle imprese, con una occupazione finalmente non più assistita, mentre la tassazione di salari e profitti consentì il progressivo ripianamento del deficit di bilancio. Furono inoltre definiti un piano di welfare, una riforma fiscale e un sistema regolatore di banche e finanza
così affermando in conclusione uno standing democratico più evoluto. Non era solo questione di economia, era questione di sistema politico. Diverso fu per i due ex protagonisti dell'intesa 14-18, cioè Francia e il Regno Unito, anche a causa, oltre che della instabilità governativa interna, anche dell'indebolimento degli assetti coloniali in Africa e Asia, nonostante i conferimenti dei territori ex tedeschi. La Germania aveva perso la guerra, la Germania aveva dovuto cedere i propri territori coloniali. Vedrete che tutta la geopolitica degli anni 20 e anni 30 ruota intorno a questa parola colonialismo, perché gran parte del mondo e i continenti erano in mano a queste residuali potenze europee. Interi continenti dipendevano anche da pochi paesi europei. Relativamente alla Gran Bretagna, questo riguardò in primo luogo il subcontinente pakistano-indiano, musulmano induista, in marcia verso la propria indipendenza, che sarebbe formalizzata includendo Ceylon nel secondo dopoguerra, e la Birmania, che avrà l'indipendenza nel 1948. A proposito di indipendenza, che questo sarà un concetto che tornerà e che potrà avere orecchie particolarmente attente, che riguarderà pressoché tutta l'Africa, questo processo che si comincia ad avviare allora, diciamo. Mentre riguarda la Francia, il riferimento prevalente fu nella penisola indocinese, al Vietnam, al Laos, alla Cambogia, cioè l'antica Cocincina, territorio di massiccio sfruttamento agricolo, riso, tè, pepe, caucciù, che andava a supporto dell'industria automobilistica occidentale in crescente sviluppo negli anni 20 e 30, e minerario, carbone, zinco, stagno, e poi di monopoli commerciali, oppio, sale, alcol. Qui i processi di indipendenza saranno comunque più rallentati, trovando compimento nei primi anni 50, dopo altri assestamenti nella stessa area geopolitica. In continuo rivolgimento fu, nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, anche il subcontinente cinese, sia per i contrasti interni tra i fronti nazionalista, militare e comunista rurale, sia per la reazione all'imperialismo nipponico, subentrato nello sfruttamento economico della vasta regione dello Shantung dalla sconfitta germanica. Proprio negli stessi anni della guerra di Spagna, in Cina si costituì, auspice all'esercito, il fronte unitario patriottico in chiave anti-giapponese, di contrasto cioè ad una potenza e un progressivo rinforzo demografico ed industriale, e soggetto a forze militari reazionarie protette dall'imperatore, ben decise a sfondare definitivamente nel vicino territorio continentale, il che avvenne e durò fino al 1945 e vide addirittura la vigenza per 13 anni in Manciuria dello stato fantoccio filonipponico del Manciuria. Se anche la Corea rispondeva al Giappone, le Filippine agli Stati Uniti, l'Indonesia ai Paesi Bassi, la Malesia al Regno Unito, una eccezione rappresentò nel quadrante orientale il Siam, poi Thailandia, da secoli indipendente ed evolutosi in monarchia costituzionale. Tanto la parte occidentale dello stesso continente quanto la prevalente parte dell'Africa, sia mediterranea che sahariana, equatoriale ed australe, furono anch'esse nettamente soggette alla politica coloniale europea. Meriterebbe ricordare, relativamente alle aree di insediamento arabo, che il Libano era sotto amministrazione francese, così la Siria, mentre la Giordania e la Palestina sotto quella britannica. Soltanto nel 1932 l'Iraq ebbe l'indipendenza del Regno Unito e nello stesso anno l'Arabia Saudita poté consacrare, auspice del Regno Unito, la propria unificazione tra i due maggiori territori della penisola. La vicina Persia, poi Iran, dal canto sud, si costituì nel 1925 in monarchia autoritaria in capo alla famiglia dei Pahlavi, famiglia entrata nel grande business petrolifero con britannici e sovietici e promotrice comunque della modernizzazione del paese, anche con la sedentarizzazione delle innumerevoli tribù nomadi. Circa il continente africano basterebbe un semplice appello di nomi per avere immediata contezza della pervasività coloniale cui esso soggiaceva. Sotto controllo politico-diplomatico, militare
francese erano Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Senegal, Guinea, Alto Volta, poi Burkina Faso, Costa d'Avorio, Togo, Benin, Camerun, la Repubblica, cosa sarebbe stata la Repubblica Centroafricana, Gabon, Congo Brazzaville, Madagascar, Francia. Sotto il controllo britannico erano il Sudan e sotto certi profili anche l'Egitto, l'Uganda, il Kenya, il Tanganyika, il Malawi, con lo Zambia, la Rhodesia, oggi Zimbabwe, l'Unione Sudafricana, che è a occidente del continente, Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria. Il Congo, Zaire, Ruanda e Burundi erano sotto il Belgio, il Rio de Oro, poi Capoverde, la Guinea-Bissau, l'Angola e il Mozambico erano sotto il Portogallo. Un pezzo di Marocco come protettorato e Guinea Equatoriale erano sotto la Spagna. La presenza coloniale italiana coinvolgeva i territori della Somalia, le dico questi in velocità, senza particolari, dell'Eritrea, della Libia, dell'Etiopia. La crisi borsistica del 29 colpì duramente anche le economie dell'America Latina, abbattendo drasticamente i prezzi delle materie prime e i livelli delle esportazioni, impoverendo i flussi di reddito di aziende, specie minerali e di famiglie, costringendo quasi alla paralisi agricoltura e zootecnia. In quel contesto di risvegliate difficoltà economiche e sociali ripresero fiato populismo e autoritarismo con governi militari o di controllo oligarchico industriale o fondiario. Così in Brasile, in Argentina e in vari altri stati minori, compresa Cuba, dove si affermò nel 1933 il regime di Batista, e il Nicaragua che nel 1936 passò sotto il controllo di Somoza. Siamo proprio in un parallelo cronologico con le vicende spagnole. Eccezione costituì il Messico, sia per l'impegno riformatore del presidente Lázaro Cárdenas, sia per il suo laicismo anticlericale che divenne, con quello repubblicano spagnolo, oggetto di insistenti condanne da parte del Vaticano dal fatale 29, nuovo soggetto di diritto internazionale. Era nata lo Stato città del Vaticano nel 29. Dal Messico, oltre che dall'Unione Sovietica, verranno aiuti militari al governo spagnolo nella guerra al governo spagnolo nella guerra civile, dal Messico, oltre che dall'Unione Sovietica, non gratuitamente per quanto riguarda almeno l'Unione Sovietica. Infine l'Europa. Al tempo dell'alzamento in Unione Sovietica il potere era già da un decennio nelle mani di Joseph Stalin, che con le cosiddette purghe, il cui top avrebbe coinciso proprio con i 1000 giorni della guerra civile spagnola, mandò a morte nei lunghi anni della sua dittatura forse 30 milioni di persone. Nel decennio del New Deal americano, l'economia sovietica fu interamente tesa ad attuare un colossale piano di industrializzazione e pianificazione agraria, trasformando quella che era stata per secoli, i secoli degli zar, una economia di sussistenza, in un sistema produttivo a due anime, agricoltura e industria pesante. La Jugoslavia, stato costituitosi all'indomani della Grande Guerra, era un regno di concentrazione di popolazioni serbe, montenegrine, croate, slovene e multireligioso, articolato al suo interno in 9 regioni. Un sistema monarchico autoritario reggeva la Bulgaria, mentre una monarchia costituzionale governava la Romania, stretta fra gli interessi però della Germania da una parte e dell'Unione Sovietica dall'altra. Al regime repubblicano erano Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia. La prima trascorse quasi l'intero ventennio fra le due guerre in disputa difensiva verso le opposte rivendicazioni, anche qui ex-prussiane e sovietiche. Esito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, la Cecoslovacchia
patì lunghe tensioni interne d'ordine etnico per la prevalenza dei cechi, non accettata dalle minoranze sia slovacche che tedesche, per le quali ultime, insediate nella regione dei Sudeti, il governo nazista agitò la politica internazionale e pur dopo gli accordi pacificatori di Monaco del 1938 annesse i territori boemi, concedendo agli slovacchi di costituirsi repubblica autonoma allineata ovviamente con la Germania. Vedete che le minoranze etniche, i territori di minoranza entravano nel gioco così come in un altro contesto. Possono entrare quelle minoranze di cui diciamo che si pongono all'attenzione prioritaria del movimento indipendentista, che molti di voi incarnano, rappresentano. Sbranata dagli stati confinanti fu l'Ungheria, porzione anch'essa dell'impero exasburgico, che mantenne, tanto più nella seconda parte degli anni 30, una posizione vassalla della Germania nazista. In Occidente la Gran Bretagna si trovava quasi alla vigilia del tramonto del suo secolare ruolo di protagonista della scena mondiale, sia per la diffusione dei domini coloniali, sia per la centralità della sua moneta negli scambi internazionali. La sua politica monetaria, ora per il rafforzamento della sterlina, ora per la sua, grazie alla convertibilità in oro, ma con conseguente flessione delle esportazioni, questa è la caratteristica economica inevitabile. Ora, al contrario, per la sua svalutazione, onde favorire l'export e quindi il rientro dei capitali dell'investimento, aveva naturalmente questa politica britannica riflessi diretti sulla conflittualità sociale, determinando l'alternanza al governo di partiti conservatori e laburisti. Nel 1929 vinsero le elezioni i laburisti e necessità alleatisi con i conservatori in un governo di unità nazionale, la presidenza McDonald, dettero vita a una politica espansiva, quella tipica della sinistra, quella che applica il principio del deficit spending, che fu quello del New Deal anche americano, appunto contenendo il valore della sterlina e rilanciando le esportazioni e sfavorendo le importazioni. Successivamente altri due governi a guida invece conservatrice, Baldwin e Chamberlain, mantennero la formula della solidarietà nazionale. E qui ancora un motivo che può interessare il movimento indipendentista è da ricordare che nel 1931 il Parlamento di Londra concesse l'autonomia legislativa all'Irlanda del Nord, la maggioranza della cui popolazione aveva preferito non inglobarsi nella Repubblica Irlandese costituitasi nel 1922. Nel 1937 una nuova Costituzione regolamentò il rapporto di quella che era di fatto una repubblica con il governo inglese. Il decennio 29-39 vide in Francia, e stiamo arrivando oramai quasi alla Spagna, vide in Francia da principio le forze moderate al governo, pur in un quadro di forte instabilità con avvicendamenti annui nella premiership. Soltanto nel 1934 le sinistre iniziarono un processo aggregativo, tanto da ottenere alle elezioni del 1936 la vittoria e la guida del governo. Le concessioni ai ceti poveri furono notevoli, ma politicamente il fronte popolare del presidente Léon, radicali socialisti con appoggio dei comunisti, manifestò crescenti debolezze, tanto da dover cedere presto il campo a ministeri di coalizione. Alle due principali democrazie europee, Gran Bretagna e Francia, si opponeva l'asse dei totalitarismi fascisti. Uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale e ridimensionata drasticamente la sua potenza militare dai trattati di pace, la Germania divenne una repubblica cosiddetta di Weimar, con governo di conciliazione tra forze progressiste e i cosiddetti poteri forti della società e dello Stato, industriali, militari, burocrati, che procedette a un faticosissimo risanamento monetario e alla parziale riabilitazione nel concerto internazionale. Peraltro, le conseguenze della crisi americana, determinando un crescente malcontento, posero le basi per la vittoria elettorale nel 1932 della destra di Hindenburg e soprattutto l'anno dopo per l'affermazione nazionalsocialista.
cancelliere e morto Hindenburg, Hitler assunse nel 1934 le funzioni presidenziali, unificate in quelle dittatoriali di Führer. Fu modello alla tragica esperienza hitleriana il fascismo mussoliniano, salito al governo del Regno d'Italia nell'ottobre 22, dopo 3 anni di movimentismo violento ed eversore. Nell'arco di pochi anni, quello stesso movimento, rafforzatosi all'inizio con il consenso della larga parte del liberalismo rappresentato in Parlamento e grazie alla legge elettorale maggioritaria del 24, divenne autentico regime di dittatura che con i suoi avversari ideologici, un tempo, la monarchia e la Chiesa, fece compromesso e alleanza fino agli approdi disgraziati della Seconda Guerra Mondiale. La Spagna, infine, impoverita nel suo impero coloniale già nell'Ottocento, divisa e combattuta fra molte antitesi del suo territorio metropolitano, così fra le classi sociali della popolazione, così fra le ideologie sociali e politiche, nazionalismo dei latifondisti, alta burocrazia di gerarchie militari, riformismo borghese, socialismo marxista di forte presa sul proletariato industriale e urbano, anarchia operaia, tanto più in Catalogna, e così anche fra gli indirizzi istituzionali ad influenza o meno della Chiesa, così fra centralismo burocratico e autonomie territoriali. Sono appena da ricordare in rapida sintesi, parlando della Spagna, la sconfitta nella guerra con gli Stati Uniti per Cuba, l'ascesa al trono nel 1902 del re Alfonso XIII, le agitazioni sociali e gli scioperi fra 1902, 5 e 9, con violente repressioni da parte dell'apparato di polizia, la lucrosa neutralità nel conflitto 14-18, le nuove agitazioni del proletariato rurale per la riforma agraria in Andalusia sulla scia della rivoluzione russa del 17, la fondazione nell'11 del sindacato anarchico e nel 21 del Partito Comunista per scissione di quello socialista, la dittatura tra 23 e 30 del generale Primo de Rivera che represse le nuove sommosse marocchine e negò la riforma agraria che pure era stata promessa. La vittoria delle forze progressiste alle amministrative dell'aprile 31, cui seguì l'abbandono della Spagna da parte del governo e la proclamazione della Repubblica, fu l'ultimo atto che precede quel precipitare di cui si è parlato, cioè della guerra. Dal 31 data il periodo di incubazione della guerra civile, con la esplosione delle annose contraddizioni della società spagnola. Assommavano a quell'anno, al 31, sentite questi numeri, a circa 2 milioni i braccianti senza terra, a 50.000 i grandi e medi proprietari con diritti addirittura sulla metà del territorio nazionale, 50.000 padroni di mezza Spagna, mentre i 99 grandi di Spagna, o cosiddetti grandi di Spagna, possedevano 577.000 ettari, giusto mezza Sardegna, 99 grandi di Spagna. A 1,5 milioni i piccoli proprietari con un solo ettaro di terra intestata e che si davano come braccianti al servizio del latifondo. In tale contesto la Chiesa, titolare di 11.000 proprietà terriere e notevoli interessi nella finanza e nell'industria e nei servizi, miniere e ferrovie, stretta a un patto d'ordine con la monarchia, affiancava, altro che in Catalogna, i latifondisti parassitari e l'esercito strutturato in chiave repressiva, quasi incapace di difendere la Spagna da un pericolo eventuale esterno, ma capace di schiacciare ogni movimento rivendicativo di democrazia o di giustizia sociale all'interno. Fu la crisi finanziaria e poi economica del 29, torna il 29, a separare
gli interessi della borghesia industriale, tanto più in Catalogna e in Biscaglia, da quelli della proprietà fondiaria. Quello che era un blocco d'ordine si smantella. La riduzione delle esportazioni industriali non poté essere compensata da un ampliamento del mercato interno proprio per l'arretratezza di quest'ultimo, e cioè per il basso potere di acquisto della popolazione, come era voluto dai latifondisti, che quindi diventavano da questo punto di vista un avversario di classe della borghesia industriale, oltre che della popolazione povera. Mentre il comparto agricolo appunto si autoproteggeva con gli alti dazi imposti dai governi della destra. Ciò determinò il passaggio di una parte significativa della borghesia industriale verso lo schieramento progressista, favorendo la vittoria alle politiche del giugno 31, amministrative aprile, politiche giugno 31. Vince la sinistra alle amministrative e alle politiche. Nei 2 anni di governo a presidenza Manuela Zagna si realizzarono varie riforme in questo governo di sinistra, varie riforme in senso laico, denunciando il concordato con la Santa Sede della metà dell'Ottocento, chiudendo le scuole confessionali, abolendo l'obbligo dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e le sovvenzioni governative al culto. Si concesse il diritto di voto alle donne, venne decretata, l'Italia lo farà nel 1946, si concesse il diritto di voto alle donne e venne decretata l'autonomia catalana, così alienando al Ministero la simpatia delle masse rurali e insieme però attirando l'avversione delle classi alte che le terre avrebbero dovuto cedere. Tanto che nell'estate 32 vi fu un tentativo di golpe e nello stesso anno si affermò nel vicino Portogallo la dittatura clerico-fascista Salazar, che arrivò fino agli anni 70, ce lo ricordiamo noi anche, eppure eravamo bambini. Al rinnovo parlamentare del giugno 33 mancò alla sinistra spagnola il consenso compatto e convinto di alcune delle sue aree di riferimento, i contadini poveri e gli operai che fra le riforme sociali prodotte non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto allo sciopero politico. In più gli anarchici decisero di non partecipare al voto. Ciò portò alla vittoria della destra. Questo è un refrain costante nella storia delle democrazie di tutto il mondo. Quando la sinistra si divide, vince sempre la parte reazionaria, la parte di destra, la parte conservatrice, che con la copertura centrista, minoritaria ma centrista, smantellò il sistema delle riforme deliberato dal precedente governo, revocando l'autonomia catalana, opprimendo le minoranze basche e galiziane e reprimendo nel sangue, attraverso la legione straniera, la rivolta dei minatori delle Asturie del 1934. Tale regressione sociopolitica, definita del biennio negro, ebbe comunque il positivo effetto di indurre le sparse sinistre, anarchici compresi, a cercare una nuova base di accordo, tanto più che a destra aveva intanto preso forma il partito falangista, ad iniziativa di José Antonio de Rivera, figlio dell'ex dittatore, quello tra il 23 e il 30, e la SEIA, cioè la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome. Le elezioni parlamentari, ecco, del febbraio 1936 restituirono dunque la maggioranza al fronte progressista, inclusa stavolta la componente, come dicevo, anarchica, e col sostegno del POUM, cioè il Partito Operaio di Unificazione Marxista e Antistalinista. Lo stacco in termini di voti fu lieve, 4.700.000 alle sinistre, 4.700.000 alle sinistre, quasi 4 milioni alle destre e 450.000 al centro. Il meccanismo elettorale assegnò però ai vincitori il doppio dei seggi dei competitori. Era nei programmi una grande amnistia politica e il ripristino della legislazione sociale, economica e autonomistica del biennio 31-33, secondo il modello del New Deal americano, fortemente potenziando anche l'istruzione pubblica. I nazionalisti non accettarono però il responso delle urne, né tantomeno la linea legislativa della maggioranza, e nel loro seno maturarono disegni eversivi. Per parte sua, nuovamente il variegato schieramento progressista si divise
fra correnti radicali e moderate, cioè fra un indirizzo del rispetto comunque del sistema, di un sistema che andava in evoluzione e un sistema che invece precipitava verso forme di socialismo, di collettivismo. La conclusione fu di creare il varco all'alzamento militare. Ma quale fu l'atteggiamento delle democrazie europee rispetto alla tragedia spagnola? Se il fronte repubblicano poté contare su robusti aiuti militari dell'URSS, 200 cannoni, 200 carri armati, 3.200 mitragliatrici, 4.047 batterie d'artiglieria, 9.500 automezzi, ancora munizioni e carburanti, il tutto pagato però con l'oro delle riserve governative di Madrid, non lo ebbe la democrazia spagnola gratis da Stalin, non ebbe niente gratis da Stalin, questo va ricordato, nonché 1000 consiglieri politico-militari, specie di aviazione. La Francia e l'Inghilterra, dall'altra parte, si autovincolarono ad un principio di non intervento che il governo di Léon Blum aveva lanciato nel vago tentativo di tenere fuori dal conflitto la Germania e l'Italia, di fatto coinvolti invece fin dall'inizio nella guerra. Con la formula dei volontari, l'Italia di Mussolini inviò infatti ben 50.000 uomini, nonché 800 aerei, 200 cannoni, 2.000 cannoni, 8.000 automezzi, 90 mezzi della Marina. La Germania di Hitler contribuì con 10.000 aviatori e mezzi pesanti che sperimentò in vista della seconda guerra mondiale. La Spagna fece da cavia circa l'efficienza di questi mezzi militari che Hitler aveva approntato e si apprestava a utilizzare. Questa è la mia relazione. Accenno a due focus brevi perché il tempo è riempito. Mi sono posto questo problema. Va bene, questa relazione sul quadro generale è stata chiesta, io non era molto propensabile, però allora io ho controllato, ho detto, se devo parlare di qualcosa, magari più su materie. Allora, materie che possono essere la Chiesa e la massoneria, perché sono due istituzioni morali, un capo su cui ho fatto un po' di ricerca. E ho fatto, spero, lo darò poi agli altri, che sarà molto lunga, però porta anche, diciamo, materiali inediti che quindi possono essere veramente interessanti. Questo riguarda in particolare alla Chiesa. Naturalmente per quanto riguarda, che parlo della Chiesa sarda, per quanto riguarda la massoneria, certo non posso parlare tanto direttamente di massoneria sarda, in quanto, come tutti sapete, la massoneria fu messa fuori legge dal fascismo nel 25. Dunque, quale fu l'atteggiamento di due istituzioni non politiche ma morali o proiezione etico-sociale, quale la Chiesa cattolica e la massoneria? Schematicamente, i vescovi sardi si pronunciarono sul conflitto quasi immediatamente, nell'estate del 36, l'alzamento sappiamo del 19 luglio. Quindi Giorgio del Rio di Oristano, Ernesto Maria Piovella di Cagliari, Giovanni Pirastro di Iglesias, i quali nell'agosto, quindi il mese dopo, l'agosto 36, diffusero proprio lettere ai sacerdoti e ai fedeli delle proprie diocesi, denunciando le aggressioni da parte del fronte repubblicano ai beni della Chiesa, cattedrali, parrocchie, conventi, collegi, seminari, centri culturali e spirituali, talvolta inestimabili scrivi d'arte di secoli e secoli, e soprattutto ai clero e agli ordini religiosi maschili e femminili con autentiche e giustificate perfino criminali carneficine. Che ci furono anche, intendiamo, ci furono, e questo deve costituire anche un problema. Nell'ottobre dello stesso anno, espressioni di vicinanza alla Chiesa spagnola vittima di prepotenze repubblicane furono ripetute al congresso eucaristico regionale di svolgimento a Ozieri. Nel corso del 37, piena solidarietà